l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Un triangolare amichevole di calcetto per rafforzare l'amicizia tra i popoli si è disputato ieri sera presso il centro parrocchiale di Cormons. 3 le squadre scese in campo nella disfida sportiva tra Italia, Francia e Slovenia. A rappresentare il nostro paese una mista del leon bianco con innesti anche esterni, coloro che da tempo hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Per la vicina Slovenia l'equipe Brda Nova Gorica, mentre la Francia è scesa in campo con la formazione dell'Alta Savoia, tra le cui fila militano alcuni giocatori di antiche radici cormonesi. A spuntarla la formazione slovena, a suo agio nel green stretto del San Siro del Collio, una spanna sopra tutti per capirci. A dirigere tutti gli incontri il fischietto triestino di nascita ma friulano di sangue Fabio Baldas, mentre a commentare le gare la voce del calcio italiano, il terzo in ordine gerarchico dopo Caroso e Martellini e Cormonese Doc Bruno Pizzul. Alla fine tanta festa nel segno della fratellanza e sana allegria tra Tokai, Cabernet e prodotti tipici locali. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.